Questa mostra è intitolata Negli occhi dei ribelli ed è una mostra di 55 grandi ritratti di combattenti europei contro il nazifascismo. Sono italiani, sono greci, sono jugoslavi, sono tedeschi, sono francesi, eccetera, eccetera. E si tratta del lavoro di un fotografo straordinario, in modo di vedere, Danilo De Marco, il quale nella sua vita ne ha fotografati addirittura più di 1200. Perché questa mostra è qui oggi a San Vito? È qui perché fa parte del programma del Festival di Musica Sacra, che è un programma che per il 29° anno che esiste, diciamo, e questa mostra è inserita nel tema del festival, che quest'anno si individua con la parola pater. Allora, perché questi partigiani sono adeguati per il tema pater? Perché furono uomini che si assunsero le loro responsabilità, furono uomini che non fuggirono davanti al pericolo, furono uomini che sacrificarono spessissimo la loro vita, perché questi sono i sopravvissuti, ma i morti della resistenza europea sono milioni. E sono uomini che quindi incarnano bene la figura del padre, perché il padre è colui che tiene alle responsabilità, è colui che dà un indirizzo e soprattutto colui che opera per la libertà, opera perché i figli possano agire e vivere nella libertà. Questo hanno fatto questi partigiani. La scelta del fotografo Danilo De Marco è una scelta assolutamente perfetta, secondo me, per questa mostra, è una scelta iconica. Queste sono icone, come i santi dell'arte bizantina, per così dire. Questa è una santità laica, no? Di persone che hanno sacrificato tanto per la libertà nella loro vita, quindi è una mostra di icone che naturalmente ci mette in grado di ripensare a quelle vicende e ci mette in grado soprattutto di agire perché quelle vicende non tornino a verificarsi. Com'è nata l'idea di questa mostra e quando è nata? Frequentavo questo mondo di partigiani dove mi portava mio padre da sempre. Questi nomi con cui loro si chiamavano, nomi di battaglia, Pantera, Ricchi, Mandrake, Tempesta, Leone, mi affascinavano quando ero piccolo. Quindi si materializza negli primi anni 2000, quando inizio a pensare di fotografarli da anziani, da vecchi, proprio una scelta precisa questa per capire attraverso anche gli incontri con loro e attraverso i loro occhi che cosa era rimasta di questa lotta di liberazione e per stimolare noi a continuare su quella strada. Le hai definite delle foto sbagliate dal punto di vista tecnico, perché? Ma sono sbagliate perché sono fatte con una focale che normalmente non si usa per fare ritratti, infatti non mi piace chiamarle ritratti ma preferisco chiamarle figure queste immagini e quindi ho usato un 180 mm con soffietto, quindi vengono completamente schiacciati i volti, ecco perché c'è anche la sfocatura immediata sia davanti agli occhi sia dietro gli occhi, il passato che viene dimenticato e il futuro che non si intravede, i nasoni praticamente in primo piano, per cui non sono ritratti, ma sono piuttosto figure. Un aneddoto legato a un personaggio fra tutti questi, magari proprio quello che vediamo alle nostre spalle, un aneddoto che ti senti di ricordare? Beh, se dovrei ricordare qualcosa del CID che è alle nostre spalle dovremmo stare qui qualche ora, anzi qualche giorno. Un giorno vado a trovarlo, lui abitava negli ultimi anni a Bordano, sulla Pontebana, la nazionale a Pontebana, c'era una coda di macchine che io non capivo cosa diavolo era, piano piano ci si muove e vedo il CID in mezzo alla strada che stava facendo passare un'oca con i suoi 7 piccoli e aveva bloccato il traffico. Credo che veramente non ha mollato fino in fondo. Per Danilo De Marco cos'è la libertà? È un portamento nella vita, un tentare di essere coerenti, un tentare perché la coerenza assoluta è pericolosa e non c'è, è la compassione, come dicevo prima, intesa come fermezza, non come pietà, ma come all'incontrario, come resistenza, ma anche come compassione per il nostro essere al mondo. Siamo figure talmente povere e piccole e poi tutti scompariremo. Ecco, la libertà è questa, è la compassione verso la nostra condizione umana.